Raffaele Galano, 58 anni, stimato capo reparto dell'azienda Aristo Cavi di Brendola, ha perso la vita durante il primo turno del mattino. L'uomo verso le 7 sarebbe finito incastrato in un macchinario che lo avrebbe risucchiato per un braccio dopo forse aver accidentalmente perso l'equilibrio. È il primo morto sul lavoro nella provincia di Vicenza nel 2025 e non si tratta di un professionista sprovveduto. L'uomo, con oltre 30 anni di esperienza nella ditta, leader internazionale nella produzione di cavi elettrici con oltre 130 addetti, era capo reparto. Galano era responsabile di una filiera composta da 7 operai che coordinava con scrupolo e attenzione anche sotto il profilo della sicurezza, attestano i suoi colleghi, che sono stati i primi ad estrarlo dal macchinario e a prestare le prime cure in attesa dei soccorsi. Sul posto i medici del SUEM, dopo vari tentativi di rianimarlo, hanno dovuto arrendersi e constatare il decesso del 58enne. La costernazione del sindaco di Brendola, che ha ricevuto subito dopo la drammatica notizia. Mi è arrivata una telefonata di questo incidente mortale presso la ditta Ariston Cavi. Lì sono rimasto abbastanza basito, nel senso che l'Ariston Cavi è una ditta che ha sempre lavorato molto sulla sicurezza, e quindi adesso ho provato a sentire un po' i carabinieri per capire un po' meglio la dinamica, e quindi appena sapremo qualcosa di più certo, però ecco, le condoglianze alle famiglie sicuramente del malcapitato, ecco, e le vicinanze anche all'azienda, che so che è un'azienda che ha molto curato sempre la sicurezza. Per il nostro paese è stato come un fulmine a ciel sereno, perché bene o male incidenti mortali avvengono molto raramente, perché le aziende sono molto attente nel territorio. Sul posto i carabinieri di Vicenza, i vigili del fuoco e gli ispettori dello Spisa hanno indagato per ricostruire le fasi dell'incidente, ascoltando le testimonianze dei colleghi. L'azienda, di proprietà dell'industriale padovano Leopoldo Destro, nota proprio per la particolare attenzione sul piano della sicurezza sul lavoro, ha deciso di sospendere ogni tipo di lavorazione e rimandare a casa tutti i dipendenti non coinvolti, in attesa di fare chiarezza sul drammatico incidente. Raffaele Galano, residente a Vicenza nel quartiere San Pio X, lascia una moglie e 2 figli ventenni.